La legge sul fotovoltaico è attesa da anni. L'auspicio che avevamo e che continuiamo ad avere è che ponga ordine ad una situazione che è oggettivamente abusata. Quello che deve essere chiaro è che noi del Movimento 5 Stelle siamo a favore della transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma questo non può avvenire a danno del nostro territorio, del nostro paesaggio, del nostro patrimonio culturale. Abbiamo ribadito infatti la necessità che si debbano preferire le aree dismesse, le cave, le discariche, le aree degradate. Il testo, così come è stato licenziato in commissione, presenta tante criticità che ci hanno spinto a intervenire in commissione con 24 emendamenti e oggi con 40 emendamenti. Riteniamo che il testo, così com'è, non sarà comunque efficace a domare la situazione di caos che oggettivamente regna. Prevede delle situazioni molto complicate, come ad esempio l'applicazione farraginosa, per cui non entra in vigore prima di 12 mesi, termine entro il quale devono essere approvate le famose cartografie, per poi essere recepito negli strumenti urbanistici in un ulteriore passaggio, quindi con una lungaggine che riteniamo inaccettabile. Riteniamo infatti che questo darà ancora possibilità ai nostri territori di essere invasi da impianti fotovoltaici e la prima distorsione si è avuta proprio con i dati che ci sono stati forniti anche in commissione dallo stesso ingegner Canali, che ci ha detto che nel primo mese di questo anno si è avuto un aumento del 200% delle stesse. I miei colleghi di maggioranza sono intervenuti nel difendere l'operato di questa giunta dicendo che non ci sono stati ritardi. Io invece ritengo che il ritardo è oggettivo, perché parliamo di un ritardo normativo di ben 14 anni. 14 anni in cui non soltanto non si è fatto niente, o all'inverso quello che si è fatto lo si è fatto in maniera sbagliata. Ne è una testimonianza la legge regionale numero 16, che giustamente è stata impugnata, e guardando adesso al collega Di Bert, anche la sua mozione non era risolutiva in nessuna maniera, perché individuava come indicatore una presuntiva non idoneità, tant'è che benché l'abbia decantata come efficace, voglio dire che nel solo ultimo anno ha dato la possibilità a 289 impianti di installarsi. Ma a me piace riprendere i numeri e voglio riportarvi alcuni calcoli che mi sono divertita a fare, ovvero quelli di Terna, perché dal 2022 al 2024 dovevamo installare 404 mega, ne abbiamo installati 652, superando anche l'obiettivo al 31 dicembre 2025. Abbiamo installato 4 impianti con una potenza superiore a 10 mega. A questi vanno aggiunti ulteriori 50 autorizzati in fase di autorizzazione per un totale di 1500 mega, a cui si aggiungono quelli più piccoli, sempre a terra, per 255 mega autorizzati dai comuni e non da Stato e Regione. Ora, se dovessimo sommare tutti questi numeri, arriveremmo alla cifra di 2352 e in tutto questo calcolo è escluso il fotovoltaico sui nostri tetti, peraltro incentivato anche dalla nostra Regione. Pertanto il nostro giudizio rispetto a questo disegno di legge non è positivo, e questo alla luce di quello che sarà a livello pratico, ovvero non sarà incisivo e non risulterà né efficace rispetto alla tutela del nostro territorio.